Ciao amici, sono Omero. Ecco a voi la libreria dei piccoli, pensata dal Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero. Mettetevi comodi e buon ascolto! Giocoliere. Esiste un luogo incantato, dove una volta entrato ne esci cambiato. Colori, musica e odori riempiono lo spazio e gli spettatori. Hai capito di quale posto stiamo parlando? È il mondo del circo che ti sta aspettando. In un tendone enorme si può entrare e da lì tutto potrà capitare. Le ballerine con vestiti brillanti fanno ballare tutti quanti e gli acrobati sembrano volare e con il naso all'insù non si può che guardare. Ci siamo dimenticati di qualcuno? Ma il giocoliere di cui non parla nessuno? Vestito pieno di colori, porta con sé sempre un mazzolino di fiori. Con il suo naso un po' arrossato, se ti sorride sei fregato. Con le clave e le palline si metterà a giocare, cosicché la tristezza se ne dovrà andare. Tanti artisti nelle loro opere di lui hanno raccontato, ma non sempre con il sorriso rappresentato. C'è una statua di bronzo che conosciamo e passeggiando per il museo ammiriamo. Marino Marini l'ha realizzata, è un giocoliere, l'hai mai toccata? Ti aspetta fermo con le braccia alzate e le forme del corpo ad occhi chiusi vanno cercate. Freddo e ruvido lo potrai sentire. Dici che avrà qualcosa da dire? È una scultura un po' speciale. Parla di una storia non tanto banale. Marini ci racconta la sua emozione, con un giocoliere non tanto buffone. Ma grazie a lui abbiamo imparato che nella vita ogni momento va ricordato, bello o brutto che sia, chiedendo all'arte e alla sua magia. Ci siamo ispirati a Giocoliere di Marino Marini 1953, scritta dal Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero.